Il sorriso di Valentina arrivava sempre prima di lei e anche in cielo il suo sorriso l'ha preceduta. Ci sarà tempo per cercare la giustizia. Qui vogliamo ricordare la sua gioia contagiosa e la sua generosità. L'ha detto oggi pomeriggio il parroco di Bizzozero, don Marco Casale, durante i funerali di Valentina Di Mauro, la 33enne varesina uccisa a coltellate una settimana fa a Cadorago, nel Comasco, dal compagno Marco Campanaro. Funerali celebrati nella chiesa di San Carlo alla presenza dei familiari e di tantissimi amici della giovane. Davanti a una violenza tanto cieca, ingiustificata e inaspettata, ci sentiamo impotenti, ha detto ancora Don Marco, ma oggi chiediamo al Signore di conservarci nel cuore tutto il bene e il bello di Valentina. Fuori dalla chiesa, dopo la disperazione di mamma Franca, un lancio di palloncini bianchi verso il cielo e un grande applauso. Fatta amare da tutti mia figlia, era un angelo, l'amavano tutto il mondo. Hanno proposto varie associazioni, comitato dei giorni, gruppi di cittadini, dovremmo valutarli anche con la famiglia, sia per fare un evento, sia per fare un ricordo che sia degno di questa persona, che dia un senso a questa morte che secondo me una morte di un barbaro vigliacco, perché una cosa così la nostra comunità assolutamente non se l'aspettava. Quindi è una